Buona domenica, carissime e carissimi. Il brano del Vangelo che ascoltiamo in questa terza domenica del tempo ordinario è l'inizio del ministero pubblico di Gesù raccontato da Matteo. Siamo al capitolo 4 di Matteo e quando Giovanni Battista viene arrestato, Gesù si sposta da Nazaret e va ad abitare a Cafarnao, che diventa il suo quartier generale, il centro anche commercialmente interessante, culturalmente interessante, da cui si irradia, ecco, questa missione che Gesù porta avanti. Siamo sul mare di Galilea, che sarebbe il lago di Tiberiade, e siamo soprattutto, ecco, nel cuore della Galilea. Essendo nel cuore della Galilea, Matteo si collega al testo di Isaia che noi ascoltiamo nella prima lettura in questa domenica. Quel testo che parla delle tribù del nord, appunto, terra di Galilea, le tribù del nord, terra di Zabulon e terra di Neftali, le quali erano state le prime, molti secoli prima, a patire pesantemente, dolorosamente l'invasione, la violenza, la deportazione provocata da questa potenza sanguinaria che era la Siria. E però il profeta Isaia dice: il popolo che camminava nelle tenebre, ecco, questa situazione di umiliazione, di oppressione, no? Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ora, questa luce, secondo Matteo, è proprio la presenza in Galilea di Gesù. Le sue parole, i suoi gesti, la sua missione, la sua potenza. Che potenza è quella di Gesù? Ce lo dice l'ultimo versetto che ascoltiamo in questa domenica. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Questa presenza di liberazione e di guarigione, grazie appunto a Gesù e alla possibilità che con lui scatti il regno di Dio. Regno di Dio che è regno dei cieli, chiamato. È da sottolineare questa espressione, perché regno dei cieli non significa fuggire dalla terra, ma trovare sulla terra qualcosa di diverso dalla terra, un regno diverso. Anche oggi ci stiamo purtroppo abituando a vedere dei sovrani, dei potenti che governano secondo le logiche mondane, di prepotenza, di ricerca spasmodica del denaro e di affermazione di sé e di poco rispetto degli altri. Il regno dei cieli è una logica diversa, è la logica di Cristo, è la mentalità di Cristo, è la mentalità del Padre di Gesù, del suo Abba. Come si concretizza questa mentalità? Come si concretizza il regno di Dio? È molto interessante che la prima cosa che Gesù fa nel Vangelo di Matteo è chiamare i primi discepoli. E chi sono i primi discepoli lungo il mare di Galilea, questi pescatori? Sono due coppie di fratelli. Molto interessante questo dettaglio, perché nella Bibbia i fratelli sono sempre un problema. Caino e Abele, Ismaele e Isacco, i figli di Abramo, Giacobbe ed Esaù, i figli di Isacco. E poi c'è tutta la vicenda drammatica di Giuseppe e i suoi fratelli, no? Giuseppe che da tutti i suoi fratelli viene violentato in qualche maniera, no? Viene percosso, viene venduto poi in maniera barbara, no? ai mercanti madianiti, va a finire in Egitto. Sappiamo come poi si evolve tutta questa vicenda drammatica e poi anche sorprendentemente meravigliosa come storia, no? Poi ci sono anche due sorelle, le due mogli di Giacobbe, Lia e Rachele. Tutti questi rapporti di fraternità o di sorellanza sono dolorosi, sono problematici,
hanno a che fare con l'invidia, con il conflitto, con la gelosia, molto spesso anche con una vera e propria violenza che a volte degenera o rischia di degenerare anche nel fratricidio. Ci sono dei fratricidi che avvengono, Caino e Abele, ci sono dei fratricidi mancati di poco, tra Giacobbe ed Esaù per esempio, o Giuseppe che è salvo per miracolo in qualche maniera, no? E Gesù cosa fa? Gesù chiama come primi discepoli due coppie di fratelli per creare una nuova umanità, per creare una nuova fraternità tra gli uomini e le donne, perché questi discepoli apprendano da lui non a fare violenza all'altro, non ad affermare se stessi, non a pensare alla propria benedizione a discapito di quella di tuo fratello, ma a pensarci insieme e a pensarci in una prospettiva di compassione e di cura, come fa Gesù appunto nei confronti di tutte le persone che incontra. Queste coppie di fratelli apprendono da Gesù la sua umanità, questa umanità che si prende a cuore le vicende degli altri, le sorti degli altri, i dolori degli altri, le malattie degli altri, le infermità e le debolezze degli altri. E quindi nasce una nuova umanità e nasce una nuova fraternità umana. Questo è il regno di Dio, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia che irrompe nelle nostre storie anche oggi, anche adesso. Nella misura in cui accettiamo di essere discepoli di questo Maestro e di questo Signore. Buona domenica.